Allora, un buon pomeriggio, ciao Patrizia, buon pomeriggio a tutti e andiamo a salutare anche Sonia, a Ciccio, il nostro moderatore Francesco, Ciccio, ciao Ciccio. Salutiamo a te, buongiorno, buon pomeriggio. Facciamo prima entrare un po' di gente, poi andiamo avanti. Carmela, ciao Cleo, un abbraccio per tutti voi. Grazie Carmela, gentilissima. Allora, io volevo anzitutto augurare a tutti voi tanta pace, tanta serenità e augurare a tutti quanti voi veramente una buonissima giornata. Miguel, buon pomeriggio anche a te, grazie. Roby, buon pomeriggio anche a te. Chiedo scusa se questa live verrà tra poco disturbata dai soliti disturbatori che mettono live, i commenti in live per dare fastidio. Io finché posso non bloccarli, ma ahimè se no dobbiamo bloccarli. Purtroppo i disturbatori ci sono sempre perché fa parte dell'invito. Ok? Allora, per tutti voi che volete una mia consulenza, lo potete fare telefonicamente. Il numero di telefono è quello che vedete nei commenti che il nostro moderatore ogni tanto mette. Buon pomeriggio anche a te Massimo, salutiamo a tutti quelli che ci seguono su YouTube. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Io in questi istanti stiamo andando anche su YouTube. Quindi buon pomeriggio Massimo anche a te. Ok? Allora, se volete venire al mio consulto, fatelo in questo momento. Parliamo di consulti altamente professionali, parliamo di consulti fatto con anzitutto con serietà e modestia. Quindi non è una live come tanto che vedete in giro, dove vi dicono tutto e di più. Ok? Qui andiamo a centrare il problema e andiamo a dare una giusta risposta. Linee libere. Bene, grazie Fabio, buona giornata anche a te. Pronto? Buon pomeriggio, con che piacere di parlare? Fabiola. Dimmi Fabiola. Sì, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Ho 53 anni e sono delle ore. Sei ancora in cerca dell'amore. Sì. Vediamo. Da questo momento fermami quando ti pensi. Rilassati, non pensare a niente e ascolta quello che dico. Hai passato dei brutti momenti in amore dove sei stata veramente tanto maltrattata. Hai passato delle lacrime. Sei una persona che quando ti innamori dai tutto di te stesso, però ahimè devo dirtelo che in cambio hai ricevuto sempre del male.
assolutamente. L'ultima propria è stata una batosta di quelle pesante che tu non ti saresti mai aspettata, perché sei stata proprio manovolata, come si suol dire. E quindi hai perso proprio la fiducia nell'amore, o meglio, non credi più nell'amore, ma da solo non si può stare. Certo. Ciao Carmine Rocco. Allora, io ti dico, incontrerai la persona giusta, la incontrerai entro e non oltre il mese di settembre. Ed sarà una persona di un anno più giovane di te. Più giovane di me. Sì. Ok? Ok, speriamo. Te lo auguro con tutto il cuore. Grazie, veramente grazie. Ti abbraccio. Allora, un ringraziamento a tutti i maestri, i professori. Grazie a te. Un ringraziamento va per tutti i professori che mi seguono, che badano bene a quello che io dico. Ma l'importante è che farmi capire, io sono me stesso, non sono ruffiano, lo dico sempre, non sono un leccaculo, sono una persona normale. L'importante è farmi capire, perché non sono un grandissimo illustro professore, sono una persona a terra. Sopportatemi se sbaglio a parlare l'italiano, perché non sono un grandissimo professore, perdonatemi grandi professori illustri, va bene? Pronto? Pronto, maestro? Salve. Buonasera. Salve, maestro. Sì, volevo gentilmente chiederle se vedeva un ritorno di mia figlia, c'era stato un litigio e si è allontanata da casa. Quanti anni c'ha? Segno? Sagittario. Tu invece quanti anni tieni, che segno sei? Io Vergine e 6-6. Allora, io voglio ricordare un po' a tutti voi che state qui in live di sopportare un po' i tanti commenti negativi, perché si sono organizzati tanti tartari, si sono organizzati ad creare scondino nella mia live. Sopportarli, perché non sanno loro quello che fanno, ok? Quindi fate solo attenzione quando chiamate a questi tartari di non farvi fregare, perché dicono a tutti che avete una fattura, che avete un maleficio, quindi occhio e fate attenzione, ok? Questo vi posso dire. Visto che mi danno fastidio a me, io do fastidio in questo modo, dicendo la verità. Fermami da questo momento in poi quando lo desideri, grazie. Adesso? Perfetto. Vi ricordo che il sottoscritto esegue consulti anche nel privato, quindi chi desidera fissare un appuntamento nel privato lo può fare. Il costo è di 30 euro in privato. In questa live non si paga niente, solo tap 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 per far sì di aumentare il numerino di mi piace. Portiamo il numerino dei mi piace almeno a 10.000, grazie. Allora, ascoltami bene. Sì. Questa tua figlia è un po' plagiata da qualcuno, Sì. Qualcuno gli sta a mettere i pulci nella testa, È un'amica sua molto cattiva, sì. Ti risulta? Sì. Io come faccio a sapere?
c'ha un dono. Allora, ascoltami bene. Tua figlia un giorno capirà che ha sbagliato nei riguardi di una mamma e ritornerà. Questo te lo posso garantire. Sì. La cattiveria di questa persona, di questa amica che sta Già del fatto del male, lei l'ha ripresa come amicizia. Sì, Non doveva riprenderla. ma perché questa sua amica è una persona che non ama, è una persona che non crede nei valori della famiglia. E quindi questa persona cattiva, che per me è una Satana, sì, pure per me, lo sento, sì. sta a mettere la guerra nella tua famiglia, perché nella sua famiglia già c'è questa guerra. Sono stato chiaro? Come no? Quindi, tranquillo, tua figlia verrà a chiederti scusa. Speriamo. Te lo auguro con tutto il cuore. Ok. Va bene? Grazie mille, maestro. Ti abbraccio, buona serata. Sì. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Fate una domanda? Sicuramente. Allora, volevo sapere se il mio matrimonio finirà, perché ci sono molti litigi, io non ce la faccio più. Blocchiamo questo Satana. Ecco. Subito andiamo a bloccare i Satana che sono qui in là, figli di Satana. Persone cattive e invidiose. Vada retra Satana. Allora, dimmi, scusami, Sì, volevo sapere se il mio matrimonio finirà. Andiamo a vedere. Allora, Faresta, spero trovi il suo saluto, maestro. Ok, Faresta, Anna. Un bacio. Dammi quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io ho 43 anni e sono del cancro. Tuo marito? 44 anni ed è gemelli. Da quando anni siete sposati? 21. Da questo momento in poi rilassati, non pensare a niente, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Allora, volevo rispondere a quel commento che poi ho bloccato, che ha fatto il paragone paragonandomi a Vanna Marchi. Vanna Marchi non ha fatto mai la maga, vendevo le creme per i capi. Ignoranti cretini che non capite un tubo. È chiaro? Siete voi che l'avete chiamata e vi avete fatto buffare. Ha fatto bene, perché Vanna Marchi ha avuto le palle, perché vendeva le creme per i cauli, mai fatto la maga. Invece il sottoscritto da 45 anni è questo qua. Vi faccio sempre vedere chi sono io all'età di 20 anni. Ok? Banda di pecoroni, perché siete pecoroni, perché voi non capite un giorno. Questo sono all'età di 20 anni. Fate col dito così, a quest'ora ci sono tanti bravi cappani che ve lo fanno gratis il consulto, gratis, senza pagare. Scusami, No, prego, ha ragione. Allora, vediamo subito. La tua vita sentimentale, ossia matrimoniale, andava in santa pace. È stato un percorso favoloso, perché vedo che tuo marito ha sempre dato un valore alla propria famiglia,
è stato sempre una persona attenta. Da quando è entrato nella sua vita una persona, tuo marito ha cominciato a cambiare. È diventato un'altra persona, cattiva, prepotente, bugiarda. E quest'altra persona che è stato l'origine del blocco tuo matrimonio, facendo in modo di fare andare tutto sotto sopra e creando scontrini nella tua Una donna grande. una donna. Avanti. Quindi il tuo matrimonio sta andando sempre sotto sopra, perché tuo marito, sinceramente parlando, non connette più. Connette più. Sì. È stato chiaro? Sì, chiarissimo. Questa è la verità. Ciao Roberto, vai a giocare con le scimmiette, vai. Vai Roberto, vai a giocare con le scimmiette, vai. Com'è bello bloccare le persone. Sono stato chiaro? Sì, quindi dipende tutto da me se finirà. Sì. Devo prenderla io questa decisione. Bravo. Ok. La ringrazio, è stato gentilissimo. Di niente, Buona siamo giornata. qui per aiutare a tutti. Buona giornata a te. Grazie, buona giornata. Ecco qua, vedi Ciccio, com'è bello bloccare le persone, com'è bello, persone poi, se le chiamiamo persone, gli stiamo dando un valore, sono figli di Satana. Pronto? Sì, pronto, sono Tiziana. Ciao Tiziana, buon pomeriggio. A lei. Volevo sapere se la visita di lunedì andrà bene. Non sono un medico però, Sì, vabbè, in generale. Non sono un medico, andiamo a vedere come andrà, ma non prendere in considerazione quello che Ok. quanti anni tieni che sei mi sei? Ho 27 anni. Fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Mi devi fermare? Stop. Se no andiamo avanti per l'infinito. Andiamo a bloccare quest'altro figlio di Satana. Ecco. Mi esce la vittoria con la ruota della fortuna. Ecco. Ok? Va bene, Per grazie me mille. andrà bene. Speriamo, grazie. Ti ciao. abbraccio, un bacio. Allora dovete schiattare come schiattano i pomodori, eh? Siete invidiosi, cattivi, non riposate in pace. Pronto? Buonasera. Sono Silvia. Ciao Silvia. Vorrei farti una domanda. Sì, Non avevi pensato
economica, mi va proprio tutto male. Vuoi sapere se ti riprenderai economicamente? Sì. Perfetto. Sì. Quanti anni tieni? Quanti anni tieni? Che segno sei? 37 anni, Scorpione. Da questo momento fermami quando vuoi. Basta. Ok. Brava Cecere, vai a giocare con le scimmiette, vai. Invidiosi e cattivi, figli di Satana, lo dico sempre, cari cartari, la gente non è stupida, ok? La gente ha capito che voi non sapete nemmeno aprire le carte, quindi non è stupida. Finché esisto io, un pezzo di pane ve lo posso dare pure io, se avete non avete da mangiare, va bene? Voi cartari, sto a vostra disposizione. Un pezzo di pane, ci metti pure un po' di mortadella all'interno, va? L'abbiamo bloccata a Cecere, l'abbiamo bloccata a questo Cecere, vediamo un po'. Ecco qua. Vediamo un po'. Va a giocare con le scimmiette pure lui. Senti, allora, carissima amica mia, sono esattamente, io quando parlo do sicurezza sulle cose, esattamente 7 mesi che in casa tua non si capisce più niente. Sì, è vero, in tutto. O sto sbagliando? No, è giusto. Lo vogliamo dire a questi 4 cartari che vanno a lavorare? Ai. Andiamo Firefox, vai a giocare con le bamboline, vai. Ecco qua, abbiamo bloccato un altro figlio di Satana. Quindi che succede? Ma questi sono tutti cartomanti, cartari che purtroppo faccio paura, hai capito? E quindi faccio paura, quindi non hanno più che mangiare. Non li chiamate più a questi puzzati di fame. Senti, allora tutto va storto, è come se in casa tua avrebbe un pochettino sono entrate le forze del male. È vero, io lo penso sempre. Allora io ti dico, la prima cosa da fare è quello di chiamare un prete a farti benedire la casa, a farti esorcizzare la casa. Poi se dovrebbe persistere e non cambia niente, magari ti rivolgi a qualcuno del mio settore per farti liberare da queste fonti di energia negativa. L'ho pensato perché non è che solo questi problemi, io sono a posto da una cassa. Sì, però, e io combatto sempre. Però non farti mettere i pensieri in testa dai questi 4 cartomanti che stanno su TikTok, perché sennò vi confondono le idee e vi mettono la paura addosso. Certo. No, ma a me non mi interessa questi di TikTok. Te lo devo dire. La verità, mi è piaciuta, lei l'ho vista e mi sembra una persona sincera e che sa fare il suo lavoro. Ti ringrazio. Quindi il consiglio te l'ho dato,
e se vuoi esegui il mio consiglio. Rivolgiti a un prete del tuo paese di dire: sentite, venite a fare una benedizione a casa mia, e vedi poi le cose come cominciano a cambiare man mano, piano piano. Va bene, la ringrazio. Ti abbraccio. Grazie, una buona giornata. Grazie a lei. È bravissimo comunque. Grazie. Buona giornata. Allora voi tutti mettete il seguo, così quando sarò di nuovo in live vi arriverà la notifica, ok? Io ci sarò adesso dopodomani. Pronto? Domanda. Prego. Io vorrei fare una domanda sul mio matrimonio. Un attimo solo, mi ricordo di te alla trasmissione Cantamare 88 a Telemare, ricordo, mamma mia, Ciro Telemare che si trovava, se non sbaglio, a Villa Literno. Dico, beh, o mi sto sbagliando? Mamma mia, ma stai parlando degli anni 80, valla a raccontare a questi quattro cartacei. Tuo padre suonava in diretta, stiamo parlando, mamma mia, esattamente. Si trovava a Villa di Terra, mamma mia, Telemare. Che bei ricordi, ragazzi. Avevo sì o no 27-28 anni. Ai ai ai. Allora, dimmi tutto, scusami. Non si preoccupi. Allora, volevo sapere del mio matrimonio. Io sono un cancro, ho 89 anni e lui ha un cancro e ne ha 42. Da quanti anni siete sposati? Da 15-16 anni. Quindi lo sapete? E ci sarà fine in questo matrimonio perché secondo me c'è un'altra in mezzo. Molto bene. Fermami quando vuoi da questo momento. Ok. No. Allora Ciro, se io non erro, in quella puntata, se tu ricordi bene, io bendato, con gli occhi bendati, riuscii a dire come era vestito una persona scelto dal presentatore. Ti ricordi? Guarda, mi sono ricordate pure la trasmissione. Mi feci bendare gli occhi, il presentatore scelse una persona nel pubblico e io con gli occhi bendati riuscii a dire come era vestito. Ma che ne sanno questi quattro cartari? Secondo me l'esperienza sta tanto meglio. E vabbè, amica mia, sono 45 anni quasi che io faccio, e quindi vengo dalla cavetta. Allora, se non erri, arrivasti in Mercedes, sì, all'epoca c'avevo un Mercedes, quindi adesso cammino con una macchina scassata perché non sono un ricco. All'epoca erano altri tempi. Allora, amica mia, veniamo a te. Io vedo in te una persona che piange mattina e sera. Come mai? Progetto, c'erano tanti bei progetti nel tuo matrimonio da portare avanti e tutto è caduto da un momento all'altro. Perdonami se io dico questa volgarità, ma c'è una zoccola di quelle zoccole che ha rovinato il tuo matrimonio. Non so se tu lo sai, ma io te lo dico. Sì, so di questa cosa. Ecco qua, sta qua. Questa qui ha rovinato il tuo matrimonio. Ed tuo marito è una persona che tu
Gli parli pure. Lui ti segue con lo sguardo, ma non con la mente. Ma lui è innamorato di questa È donna, diventato anche molto bugiardo. è diventato? Anche molto bugiardo. Sì. Gioia mia è innamorata di questa donna, ma se uno va a letto con un'altra donna più fresca, no? Fresca nel senso, non che tu non sei fresca, per lui magari sei fereticcio. È chiaro che è tutta love you. Il cretino pensa di essere innamorato. Il cretino pensa di aver trovato la regina. Ma credimi, tuo marito farà una brutta fine. Hai capito? Ma lei una separazione sta per lui? Io una separazione non la vedo perché vedo ognuno di voi per cui di vivere. Ognuno di voi per non dare spazio all'altro sta portando avanti questa teoria. È chiaro? Sì, ma perché mi dici che lui farà una brutta fine in questa donna? Perché questa donna prima o poi lo manderà a quel paese. Capito? Ma Quindi perché? Perché lui non va via di casa? lo sta utilizzando. Che senso? Lo sta utilizzando, o meglio lo sta scemunire con la testa, mettendolo contro la famiglia. Hai capito? Quindi io ti dico che questo è un matrimonio, se tu aspetti, secondo il mio modesto parere, la mia esperienza, tuo marito può tornare sui suoi passi. Ma c'è stata ora una brutta linea di ridente e lui diciamo che Adesso o te lo tieni così o ti rivolgi a qualcuno, mettimi a mia da parte, io devo dare consigli, o ti rivolgi a qualcuno esotericamente per mettere a posto questa situazione. Ok? ho capito. Questa Ho capito. è la notizia. Tu allora lo vedi innamorato di questa donna? Adesso lo vedi innamorato perché è preso. Il pollo è preso. Ho capito. Ok? Va bene, grazie, gentilissimo. Ti abbraccio, buonasera. Buonasera. Per consulti in privato il costo è 30 euro. In questa live non dovete pagare niente. Pronto? Sì, salve. Prego, siamo in live in questo momento. Sì, ho visto. Ascolti, io sono perfetta. Alzi la voce perché non ti capisco, Ho detto io mi chiamo Giuseppe. Sì. Mi sono separata da poco perché mio marito si è fatto una donna. Sì. Il problema più grande è che ha fatto la gente della mia figlio grande. Allora volevo sapere come si è evoluta la situazione. Cioè la domanda precisa qual è? Se lascerà in pace mio figlio, se lui si allontanerà del tutto dai figli, perché dei figli deve fare dell'importante, lo sta solo usando il suo figlio. Vediamo subito. Dimmi quanti anni c'hai, che segno sei. Dal 54 c'è lei. E lui? Mio figlio ma il padre. Il padre e il figlio. Il padre ha 65 anni e c'è anche lui. Perfetto. Ciao Emma, ciao Lada.
fermami di questo momento quando lo vuoi, va bene? Ok. Perfetto. Sì. Sì, va bene. Allora, se non vi va questa live, perché non passate appresso? Perché date fastidio? Voi non sapete chi sono io e mi dispiace farvi del male, giuro, mi dispiace farvi del male. Non è una minaccia, è un mio sentimento. Quindi voi non avete capito chi sono io ed mi riferisco a voi che scrivete commenti negativi, che date fastidio a questa live. Veramente mi dispiace. Credete, non lo dico per boffineria, perché io sono una persona che sono 45 anni ormai che faccio questa attività, quindi ho un'esperienza, ma quella lì pesantissima. C'ho una vasta esperienza, quindi non fatemi del male da soli, ve lo dico col cuore. Io ve lo dico col cuore in mano, non vi fate del male da soli, perché io sono protetto dagli spiriti positivi, ok? Quindi vi fate del male da soli. Allora, state facendo dispetti su dispetti. Hai capito? Perché tuo marito sta utilizzando tuo figlio. Sì. Ilenia Riccio, buon pomeriggio. Sta utilizzando tuo figlio. Lo usa per scopi suoi. Bravo. Quindi qua è una guerra che andrà avanti così. Finché non ti salvaguardi, che ne so, rivolgiti a un legale. Ma come faccio a dargli le prove se non ho prove? E allora, amica mia, non ho più dirti veramente, perché quando succedono queste cose, troppo, c'è cattiveria. Questa cattiveria distrugge chi è in mezzo al centro di questa situazione. E in questo caso ci sei tu e tuo figlio. Infatti ha già distrutto la famiglia. Lui ti fa del male attraverso il figlio perché non può toccarti a te personalmente. Capito? Mi Ma dispiace. mio figlio prima o poi lo capirà questo. Se uno è scemo, è scemo, che devo capire? Se uno è scemo, è scemo. Ok? A me dispiace perché mio figlio col suo carattere da lui non è cattivo, infatti che lo sta diventando. Lo sta plagiando, lo sta scemonendo anche a lui. Sì. Mi dispiace, veramente mi dispiace. Ma prima o poi si finirà questa storia, non vedete finirà questa storia. Io non vedo fine perché questa persona vuole farti del male attraverso usando tuo figlio, te l'ho detto già prima, non ho che dirti. Ok? Grazie infinite. Ti abbraccio e ti do una buona serata. Grazie. Allora, mettiamo un po' il telefono fuori posto. Ecco qua, volevo rispondere a tanti di voi perché io non posso, ne siete tanti. Se il telefono è sempre occupato, perché ne siete tantissimi. Allora, chi non riesce a prendere la linea mi può anche chiamare in privato. Se avete delle cose serie, riservate da parlare con me, potete farlo in privato.
al solo costo di 30 euro, mandando un messaggio su WhatsApp: Cleo, voglio un consulto. Chi non è un obbligo, chi ha delle cose serie da comunicare, da parlare, può chiamarmi in privato, se no dovete essere fortunati a prendere la linea in questa live. Terry dice: ti rivedo dopo 20 anni, che bello, non hai mai sbagliato niente. Grazie Terry, un abbraccio forte 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 forte. Io sono io, vi rifaccio ancora vedere chi sono io. Per le tante male lingue sono sempre io, il Santone di Roma, il numero uno in Italia. Il numero uno in Italia. Qui avevo 20 anni, come vedete, preghiere d'aiuto attraverso la Madonnina dei Desideri, ogni sera ore 22. Quando c'è uno spostamento, come ieri sera, ve l'ho comunicato e abbiamo spostato un po' l'orario alle 23:30. Allora, vi ricordo che mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore per coloro che vogliono salvare il proprio matrimonio, il proprio fidanzamento, vogliono far tornare il proprio amore o farlo impazzire per voi. Contattatemi in privato e ne parliamo, sia dei costi sia della durata e via via. Maestro, scusate la domanda, ma cosa ne pensate di Gennaro Rao? Ma ognuno si fa il suo lavoro, io non penso niente di nessuno. Il buon cavallo lo deve vantare la strada, quindi siete voi che dovete valutare chi è uno, chi è l'altro e chi è l'altro. Mi dispiace. Allora, mettiamo il telefono a posto, ecco qua, da questo momento potete telefonare. Pronto? Pronto, buonasera. Senti, ti chiamo per farti una domanda. Prego. Che io e mio marito facciamo sempre discussione e c'è stato anche più di una volta che lui ha tentato, diciamo, di lasciarmi. Sì? Sì. Quindi Però non mi spiego, diciamo, se è roba caratteriale, se c'è di mezzo un'altra persona. Allora, fammi capire chi è questa persona. In che senso? Chi è questa persona non lo so. No, di chi stiamo parlando? Tuo marito? Stiamo parlando di mio marito. Ah, sì. ecco, tuo marito cosa ha combinato? Fammi capire. Niente, praticamente c'è stato un periodo e ancora tuttora, adesso cerca anche lui di rimediare, ma c'è stato un periodo che proprio litigavamo sempre e poi diciamo più di una volta mi voleva lasciare. Adesso Siccome è un fenomeno che non è mai successo in tanti anni. ma adesso è tornata la pace, voglio dire. No, ma non c'è proprio la pace, non c'è. Vediamo Non riesco a subito. capire se continua questo Allora, rapporto ascolta, o no. da quanti anni siete sposati? Io 18. 18. 7 di fidanzamento. Allora, gentilmente mi dici Sono quanti anni, 25 anni. quanti anni c'hai che segno solo? Allora, io ne ho 40. Segno? Scorpione. E lui? E lui ne ha 42 ed è un pesce. Qui si chiama Leonardo e io Nicoletto. Perfetto. Perché è un continuo litigare, un continuo, io non vorrei diciamo Ok, una conoscenza. però se mi racconti tutto tu a me, io che No, ti devo no, indovinare? Questo io, se tu mi No, racconti, no. se tu mi dici i fatti tuoi a me, io a te che ti devo dire? Certo. Devo indovinare io o vuoi indovinare tu? No, fai tu, anche perché può essere un mio presunto, ma fai tu. Ciao Carmela! Allora Come Carmela, donne come siamo? hai ragione. Carmela, tu c'hai il quadretto, allora, il quadretto con la mia foto, con la Madonnina dei Desideri che io ti ho dato
più di 20 anni fa, no, 1995, se dico bene, vero? Non me la potevi vedere a me. Peccato che stai lontana, se no te la davo Non me la anche. potevi vedere a me. Io la vorrei dare a tutti, guarda, ce n'ho tante qua, vedi, però Senti, non è purtroppo... mai successo questo periodo, un periodo brutto, sono circa 4 anni. Vediamo, Così. fermati un attimo e allora da questo momento fermami quando vuoi. Sì. Stop. Allora, io vi consiglio a tutti voi di andare a visitare il mio canale YouTube che si chiama Il Santone di Avella. Vi trovate tutti i miei video. Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Sky. Ah, già l'hai visto tutto? Sì, li ho visti. Se no non ti chiamavo io, è perché non riesco a capire se questo rapporto andrà avanti o no. Stammi a sentire. E perché è successa questa catastrofe? Ti dico tutto, fammi parlare, ti dico tutto. Allora, sincerità per sincerità, mi esce la carta del diavolo, che nella cartomanzia il diavolo sta a significare il dio del male, sta a significare catastrofe, sta a significare momenti difficili del cammino, del tuo cammino di coppia. Allora, il tuo marito, diciamo che questo rapporto l'avete fatto diventare stanchezza tutte e due, perché nessuno dei due fa qualcosa per alimentare la fiammella dell'amore. Ognuno di voi è come se avrebbe raggiunto la pace dei sensi. Quando succede questo in un matrimonio di tanti anni e nessuno di voi fa niente per creare un po' di come dire, un po' di creare un po' di sensazione diversa, va? Il matrimonio andrà sempre nella stanchezza. Non è che tuo marito c'è un'altra donna, io un'altra donna non la vedo. Nemmeno nel passato. Ma lascia perdere il passato, stiamo parlando di adesso. Questi 4 anni, diciamo. Ma chi uomo non è andato a letto con un'altra donna? Chi non se ne accorge, perché il marito è furbo e non ne fa accorgere. Ma sono tutti uguali, siamo tutti uguali. Quindi in questi 4 anni, diciamo, è proprio noi che siamo cambiati, non è un'altra persona che ci ha fatto cambiare. Siete voi. Tu hai fatto mai niente per cambiare? Senti, stiamo cercando Adesso? a fare qualcosa. Ma tu fino adesso hai dormito dentro all'angolo del muro, dentro all'angolo della stanza, ti hai messo lì e dormivi all'impiedi. Capito? Sì. Quindi non c'è di mezzo nessuno, né la madre, non c'è nessuno. Se te l'hanno detto qualche cartar, te l'hanno detto perché ti volevano fregare. Non c'è nessuno e non c'è niente. Ti ringrazio. Non c'è niente. I soldi che devi dare a qualcuno, mangiali tu e tuo marito, vatti a fare una bella cena insieme. Grazie. Devi fare tu, devi cambiare tu, devi essere non donna, ma femmina. Che voglio... sai fa l'amante, tu l'amante la sai fare. Sto iniziando a farla. Perché io ho custodito mia madre, ho custodito tante persone, quindi avevo sempre da fare. Devi imparare. Pensando a me e alla mia famiglia. Bravo. Allora, per tuo marito, perdonami se dico un po' parole un po' pesanti. Non ti preoccupare, dimmi ciò che vedi, perché mi aiuti. Devi imparare per tuo marito a fare l'amante e la zoccola. Ok. Allora vedrai il tuo matrimonio prenderà il volo. Ok, mi ero anche trascurata, anche perché e dimmi una cosa, ti faccio guardare così. dimmi una cosa, io non come avevo mai tempo.
E dimmi una cosa, io come faccio a sapere queste cose? Vabbè, sei molto bravo. Ma no, Sei molto bravo. sono solo professionale, tutto qua. Va Sei bene? molto bravo. Quindi tesoro, non hai visto veramente niente? Non Ma c'è qualcosa che l'ha travolto, ma chi te l'ha trasportato? messo? Chi te l'ha Perché messo? lui, Chi no, te l'ha è lui messo? che me le metteva, no, è lui che me le metteva queste sensazioni addosso. Te le Perché metteva per diceva far... ti voglio più dolce, e ti voglio più così, e ti voglio più colà, e non ti prepari mai, e pensi E sempre ti a tua sta madre, di alla tua Madonna famiglia. mia, ma ti ha detto le Allora cose che io ti sto a dire adesso. non vedi nulla allora. Ok, perfetto. Senti, ma il diavolo, essendo che una suocera molto cattiva, Ma non perché? so, ha potuto Ma fare perché? qualche porcheria. Ma mi Cioè, vuoi cosa credere? significa il Ma diavolo? mi vuoi credere o non mi vuoi credere? Certo che ti credo. E Dico, ma allora? il diavolo, perché me Il l'hai diavolo nominato sta a proprio? indicare il male che stai attraversando tu e tuo marito. Ah, ok, questo male di coppia, ok. Ok? Ok, ti ringrazio. Ciao, Grazie, Samuele. grazie. Allora, quando non c'è niente, è inutile che spendete denari inutilmente. Allora, la prima volta che ti seguo posso fare una domanda, solo telefonando, perché non sono quello delle scritte. Quelli delle scritte dovete passare al palazzo appresso, il mio palazzo, si citofoni. Citofoni, pronto? E noi facciamo il così. Allora, siamo a 18.500 mi piace, vogliamo arrivare a 20.000? Vogliamo arrivare a 20.000 mi piace, che ne dite qua? Pronto? Salve. Maestro Cleo? Sì, Allora, volevo dirle che la seguivo e volevo fare una domanda. grazie, molto gentile, molto buona. Allora, volevo chiederle se vede una gravidanza che ci sarà con un ragazzo. Io si chiama Mariaccio, ha 28 anni, che scrive Capricorno. Io, Milena, ho 18 anni e sono segno vergine. Quindi cosa volevi sapere? Se vedete una gravidanza. E tu mi hai visto con cose degli orecchi a me, quello lì del medico? No. Non sono un medico, però andiamo a vedere, non prendere sul serio quello che io ti dico perché non potrei, non posso. Allora, Va bene, grazie. fermami quando vuoi. Fermami quando vuoi da questo momento. Vai. Ok. Stop. Perfetto. Da dove mi stai citofonando tu? La testa. Quale? La testa. Ah. Fa caldo lì? Allora, vediamo se ci sono. Ma perché ti vuoi inguaiare tu? Perché vuoi questa gravidanza? No, vorrei solo sapere che c'è. È la situazione un po' complicata. Per me è no, per me è no. Capito. Le posso fare un'altra domanda? No, dobbiamo dare spazio agli altri. Va bene, la ringrazio. Ciao bella. Lo stesso suono che usi io in studio, sì, e questa è una traccia musicale che utilizzo da 45 anni. Anima, vieni e studia. Dove stai? Dove stai? Pronto? Pronto? Sì? Salve maestro Cleo? Sì? Salve maestro Cleo? Prego. Posso fare una domanda? Sicuramente. Allora, volevo sapere se vede qualche gioia
che arriverà presto nella mia vita, una buona notizia, qualcosa. Quindi vuoi sapere se arriverà la gioia, in che cosa consiste per te la gioia? Di fortuna? No, fortuna no, una notizia che aspetto da tanto. Ah, ok, andiamo qui. Dai, mi scusi un po' che sono un pochettino emozionata. Vediamo subito quanti anni c'hai, che segno sei. Io ho 36 anni, Mhm. sono della bilancia. Allora Patrizia, non si dona niente, le donazioni sono facoltative, io non chiedo donazioni a nessuno perché non devo comprare le sigarette perché io non fumo. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Si può fermare, maestro? Grazie. Aspetta, si può fermare. Ecco qua un Giussi, un'altra che dice non date retta, solo Dio sa il nostro futuro. Questa è una fanatica della Chiesa, una fanatica della religione ed è figlia di Satana perché sta qui a vendere il nome di Dio. E io vado a cancellare, vai a giocare con le scimmiette, vai. Ecco qua. Plap de plap. Maestro, io la seguo sempre invece. Grazie. Io la seguo sempre. Ma io ripeto, io non do retta a nessuno perché poi sono... Lei è l'unico a cui io mi sono affidata, non è la prima volta che chiamo. Grazie. Perché mi ha ispirato fiducia. Ma io sono me stesso, non uso maschere, pure la mascherina ce l'ho da mezzo, figurati un po'. Allora. Tu devi parlare più poco a raccontare i fatti tuoi. Hai ragione. Tieni la bocca troppo aperta. Ma perché mi sfogo? Sfogati con me, oi! Io difetto, mi sfogo in questo momento. Perché ti dico questo? Tu pensi di sfogarti e parlare con qualche amica e via via, ma ti fanno doppia faccia, te lo dico io. Perché vedo troppa cattiveria intorno a te. La fortuna ci sta, ma è totalmente bloccata. Però ti dico, la notizia che tu stai aspettando, credimi, passati il mese di agosto avrai una gradita sorpresa. Lo spero con tutto il cuore per i miei figli. Ma tieni la bocca chiusa, Vabbè. ok? Sì, grazie. Ti abbraccio forte. Grazie Ciao. maestro, grazie. Ciao. Grazie, un abbraccio anche a te, Grazie. grazie. Allora mettete il seguo, ragazzi, così vi arriverà la notifica quando sarò di nuovo in live. Siamo arrivati a 22.100 mi piace. Si dice così. Oh, like. Pronto? Buonasera maestro, sono Rita. Buonasera Rita, con cosa posso fare per te? Allora, io vorrei sapere per me in amore, c'è stato un cambiamento, ho avuto una storia da qualche tempo nel pomeriggio. È meglio soli che mal accompagnati. Sì, vorrei sapere se vedi qualcosa di nuovo. Vediamo, dammi la tua data, cioè quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io sono un leone e ho 46 anni, a breve 47. Allora. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Chi non riesce a prendere la linea può chiamarmi in privato, il costo in privato è 30 euro, se no dovete aspettare quando sarò di nuovo in live. Fermami quando vuoi. Ok.
Vi ricordo che la preghiera di aiuto verrà fatta questa sera alle 23:30. Dopo io metterò nel mio profilo l'annuncio dove potete scrivere le vostre date di nascita. Tu sei stufa essere presa per i fondelli dagli uomini. È giocato intero. O è che sarà capitato? Sarà capitato. Non è una cosa per caso, sicuramente. Quindi che succede? Che dopo, perché tu, diciamola tutta, tu quando ti innamori dai l'anima, dai il cuore, dai te stessa, dai aiuto in tutti i modi, però poi ti senti presa per i fondelli, poi ti senti usata. Capito? Sì, è vero. Un attimo, che dice questo Enzo? Ma che hanno tutta la stessa voce e lo stesso accento. Sì, no, questa è mia sorella, cambia la voce e chiama sempre lei. Oddio, ma tu hai capito come... Ma tu hai capito qui come si concentrano a capire che sta succedendo? È mia sorella, ogni tanto cambia voce e chiama sempre lei, capito? Enzo? Allora ascolta, quindi che succede? Che tu, o meglio dire, tu non cerchi il vero amore, tu cerchi un compagno dove puoi condividere tutto di te stesso. E questo incontro, questo futuro, chiamiamolo così, io lo vedo. Lo vedo e sarà una gratita sorpresa. Ti dico di più. È una persona intanto che tu non conosci ancora, è una persona che indosserà un tipo di vita e che incontrerai tutto il mese di agosto, guarda caso. Incontrerò nel mese di agosto? Sì. Quando incontri questa persona, tu chiamami subito, noi andremo a verificare effettivamente se è lui o è un altro fannullone. Allora è una persona nuova, non è qualcuno che... No, è una persona nuova, tutta nuova. Perfetto. Ok? Ti faccio sempre, sì, diciamo subito se arriva qualche notizia. Perfetto. Va bene. Grazie tanto. Grazie sorella, chiami di nuovo, si cambia la voce, chiami. Va bene. Lasci perdere che Ciao. una buona serata. Grazie. Allora, ultima telefonata, vediamo chi la fa. Ma come si pensano certe cattiverie, mamma mia. Ultima telefonata, vediamo. Cattiverie assolute. Ultima telefonata, vediamo chi la fa per poi salutarci. Vi ricordo, allora andiamo prima a rispondere. Pronto? Abbassi il volume del telefonino, grazie. Sì. Allora, mi sente? Sì, Io la sento, Sì, anche io vi sento, forte e chiaro. Sì, volevo sapere se prossimamente devo incontrarmi con un signore che si chiama Daniele, del segno dello Scorpione, se la storia può andare avanti oppure no. Sì. Tu quanti anni c'hai, che segno sei? Io sono Leone e ho 50 anni, 51 il 7 agosto. Perfetto, fermami quando vuoi, grazie. Stop. Grazie. Ciro o pazzo, dice sta telefonando tutta la tua famiglia. No, Sì. io la assicuro che non sono di famiglia. No. Oddio. Così succedeva in televisione e così sta succedendo su TikTok. Dove arrivo io
Me ritiro tutte indietro, me ritiro. Lei è bravissimo, io è la prima volta che chiamo, però Grazie. veramente Grazie signora, gentilissima, grazie. è bravissimo. Allora, devi fare attenzione perché io non vedo che può nascere qualcosa di positivo tra te e questa persona. Devi fare attenzione perché vedo inganni. Inganni da parte sua? Sì, sì. È una persona che ti fa doppio viso. Ma veramente? Io ti devo dire le cose come stanno, poi lasciami i consigli. Intanto non è che mi devi dare qualcosina di soldino, non ti sto cercando niente, quindi Certo. le carte mi danno, guarda qua, la carta dell'inganno, la carta dell'imprevisto e la carta delle lacrime, cioè vuol dire rimarrà ingannata e lacrime. Quindi io lascia perdere quello che ti sto a dire, poi vedrai quando succederà, dirai Cleo aveva ragione. Ci credo, no, lascio perdere subito, io non voglio arrivarti anche tanta volta. Io te l'ho detto, poi vedi tu, Ok, va bene? Va bene, grazie mille, buona serata. Grazie, ciao Gioia, ciao. Telefono fuori posto, era l'ultima telefonata. Perfetto, mettiamo il telefono fuori posto, non ce lo fa. Mettiamo il telefono fuori posto, non ce lo fa. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Allora, miei cari amici, anche questa live è giunta al termine. Chiedo scusa se è stata disturbata dai tanti che non so il motivo mi sono antipatico. Chiedo scusa io per loro. La prossima live ci sarà dopodomani, sabato, perché domani non ci sto. Saluto l'amico moderatore Ciccio, il nostro amico Francesco, che quando può mi dà una mano. E io devo dire veramente grazie, mille volte grazie all'amico Ciccio. E ringrazio a tutti voi che mi seguite giorno per giorno e aumentate sempre di più. Io di questo mi sono veramente fiero, veramente contentissimo. Ciao Ciro, è stato un piacere averti nella mia live. Grazie Emilia. E da questo momento io sarò in privato per coloro che vogliono un consulto in privato, per coloro che vogliono raccontarmi la loro storia sentimentale, per coloro che cercano un aiuto. Ciao Cristina. Per coloro che cercano un aiuto per salvare il proprio matrimonio, il proprio fidanzamento, insomma, in privato potete farlo. Il consulto in privato è 30 euro, perché il mio lavoro è vivo di questo pane. Ok? Ciao Carmela. No, figurati. Per me, io dico sempre, chi vuole male a me, a schiattà come schiattano i pomodori. Ciao a tutti, alla prossima, ciao. E salutiamo il mondo di YouTube. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.